dobar dan vsem, buonasera a tutti. Dobrodošli na današnji predstavitvi novih animiranih filmov o narodnih manjšinah v deželi Furlaniji, Julijski krajini in v Evropi. Benvenuti alla presentazione odierna delle 4 videoanimazioni didattiche sulle comunità linguistiche presenti nella nostra regione e in Europa. E siccome siamo già, ho visto un numero insomma consistente di persone collegate, propongo che iniziamo diciamo la nostra presentazione. Allora, di cosa parleremo oggi? Si tratta praticamente dei risultati di un progetto dal titolo Minoranze animate, Animirane manjšine, iniziato a marzo dell'anno scorso e finanziato con i fondi del bando indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione del ventennale dell'adozione della legge 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia. Ecco, io mi presento anche, appunto per chi non mi conoscesse, sono Zaira Vidau, sono ricercatrice qui presso lo SLORI e mi occupo, diciamo, già da più di un decennio della produzione di materiale informativo e didattico sul tema delle minoranze nazionali linguistiche, in particolare nella nostra area, nell'area transfrontaliera tra l'Italia e la Slovenia, nonché anche organizzato insomma vari incontri informativi su questi temi sia per le scuole che per i giornalisti e ultimamente anche abbiamo una richiesta da parte diciamo dell'offerta turistica. Ecco, in questa occasione ho coordinato le attività di questo progetto Minoranze Animate, appunto Animirane manjšine, e sono autrice assieme ad un gruppo più ampio di collaboratori appunto di questi 4 video animati che adesso andremo a breve appunto a conoscere assieme. Allora, volevo specificare che questo incontro si terrà in lingua italiana, però i video che andremo a presentare sono poi disponibili in varie lingue, vedremo appunto più tardi in quali lingue sono disponibili. Ecco, io passerei subito ai nostri ospiti di oggi. Li saluto. Innanzitutto abbiamo con noi i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni che hanno collaborato a questo progetto. Abbiamo con noi l'assessore Pierpaolo Roberti e poi i presidenti delle 3 organizzazioni appunto che hanno costituito la rete di partenariato. Sono con noi Sara Bresigar, Federico Vicario e Renza Candotti, appunto in rappresentanza dello SLORI, Istituto Sloveno di Ricerche, della Società Filologica Friulana e del Circolo Culturale Saurano. Appunto le 3 organizzazioni che hanno costituito la rete di partenariato anche in rappresentanza proprio delle 3 comunità linguistiche storiche presenti nella nostra regione. Ecco, io mi rivolgo qui all'assessore, un caro saluto, egregio assessore Pierpaolo Roberti. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, io volevo innanzitutto ringraziarla per la partecipazione di oggi, per appunto essersi preso tempo anche per noi e anche volevo farle un ringraziamento a lei e al suo ente, alla Regione Friuli Venezia Giulia, proprio anche per aver finanziato questo progetto Minoranze Animate, Animirane manjšine, regione appunto la nostra allo stesso tempo complessa ma anche molto attrattiva in quanto variegata da un punto di vista linguistico e di identità. A lei la parola, Assessore Roberti. Sì, grazie per l'invito. In realtà ho pochissimo tempo perché in questo momento c'è il Consiglio regionale e mi sono collegato dal Consiglio regionale uscendo un attimo dall'aula. Ci tenevo però a essere presente alla presentazione di questo progetto. No, Innanzitutto penso che ci sia qualche microfono aperto, ma vado avanti se mi sentite. Sì, si sente benissimo, proceda pure. Innanzitutto sì. Dicevo, ovviamente perché è stato finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma poi penso perché questo progetto in particolare abbia una valenza strategica per la regione Friuli Venezia Giulia. Credo ci sia la necessità sempre di più di diffondere la cultura delle minoranze linguistiche presenti sul nostro territorio. Questo perché rappresentano per noi, per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un elemento di ricchezza straordinario che nessun'altra regione ha. Il fatto di unire gli sforzi e presentare un progetto condiviso con i rappresentanti di tutte le lingue minoritarie presenti sul nostro territorio è un elemento importantissimo e che fa ben comprendere come
per noi sia di assoluto valore questo patrimonio. Se oggi siamo regione a statuto speciale e continuiamo a mantenere, a difendere e anzi ad aumentare il nostro grado di autonomia come ente regione autonoma, lo dobbiamo sicuramente anche grazie alla presenza di queste 3 lingue minoritarie che nessun'altra regione in Italia può vantare. Ma in questo dobbiamo anche diffondere una certa cultura, far capire cosa sono le lingue minoritarie, far capire e comprendere che possono essere un elemento di ricchezza e di valore non soltanto dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista di crescita, anche dal punto di vista economico. Sappiamo che difendere un patrimonio linguistico vuol dire anche poterlo sviluppare dal punto di vista meramente turistico, per esempio. Far conoscere il fatto che in questo territorio si parla in alcune località il friulano piuttosto che lo sloveno, piuttosto che il tedesco, vuol dire rappresentare delle tipicità che altri sicuramente non hanno. Altre regioni in Italia e nel resto d'Europa hanno saputo far valere, far valorizzare quelle tipicità, rendendo quei territori ancora più attrattivi dal punto di vista turistico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista economico. Penso che anche noi dobbiamo farlo sempre di più, ma prima di tutto dobbiamo far comprendere qual è la nostra ricchezza, e questo lo facciamo proprio con quello che dicevo prima, cioè con la cultura delle minoranze. Noi finanziamo continuamente, ed è l'obiettivo e della mission ovviamente del mio referato, progetti per valorizzare le lingue minoritarie. In questo caso penso che la valenza sia ancora maggiore per le motivazioni di cui vi parlavo prima. Dunque sono ansioso di vedere questi quattro video che sono stati preparati, che sono stati confezionati. Purtroppo non li potrò vedere in diretta qui con voi, ma se me li vorrete mandare me li guarderò con molto piacere, e allo stesso tempo sarò ben lieto di contribuire a farli diffondere il più possibile, in modo che sempre più si conosca la particolarità della nostra bellissima regione, che se è una bellissima regione lo è anche per queste motivazioni. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, buon proseguimento, e mi dispiace ma devo tornare in aula. Va bene, grazie mille Assessore Pierpaolo Roberti, anche noi le auguriamo ovviamente buon lavoro e arrivederci. Allora, proseguiamo con gli indirizzi di saluto, ovvero iniziamo con l'ente capofila, lo SLORI, l'Istituto Sloveno di Ricerche, Slovenski Raziskovalni Inštitut, che vanta un'esperienza pluriennale nella realizzazione di attività e materiale informativo e didattico di tipo promozionale sulle minoranze nazionali e linguistiche, prevalentemente finora in forma di pubblicazioni, ma proprio con questo progetto Minoranze Animate, Animira Nemanscine, apre anche nuove prospettive per la realizzazione di brevi video. Ecco, passo la parola alla nostra presidente Sara Bresigar. Buonasera Sara. Sara, l'audio per cortesia, ecco, grazie. Dobar dan oziroma dober večer tudi z moje strani. Najlepša hvala Zairi za to povabilo. Grazie, buonasera, buongiorno anche a tutti voi. Grazie alla dottoressa Vidau, responsabile del progetto Minoranze Animate Animira Nemanscine, per questa opportunità di porgere i miei saluti e ringraziare a nome dello SLORI l'assessore Roberti, che purtroppo ci ha già lasciato, e anche voi, specialmente voi gentili spettatori che avete deciso di seguirci per la presentazione di questi 4 brevi video animati che sono nati con l'intento di diffondere la conoscenza delle minoranze nazionali presenti in Europa e nel Friuli Venezia Giulia, dando particolare rilievo alla minoranza nazionale slovena in Italia. Il progetto Minoranze Animate è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. Perché? Perché è sì un progetto che parla di minoranze, ma soprattutto perché è un progetto che si rivolge alle maggioranze, a quelle maggioranze che in un sistema democratico rappresentano un elemento decisivo nei processi di adozione delle leggi di tutela per le minoranze e hanno un impatto molto importante su come queste leggi poi vengano applicate o meno. Le maggioranze in molti casi infatti determinano il contesto in cui operano le minoranze, ed è dunque auspicabile che conoscano non solo le caratteristiche sociali, linguistiche e culturali delle minoranze, ma soprattutto che sviluppino la sensibilità necessaria
per percepire la ricchezza che queste minoranze rappresentano per tutta la popolazione di un determinato territorio. Una ricchezza che fondamentalmente è linguistica, culturale, forse anche storica, ma che, se valorizzata nel modo giusto, diventa anche una risorsa economica in più rispetto ad altri territori. E il Friuli Venezia Giulia, da questo punto di vista, è uno dei territori più ricchi d'Europa, con 3 comunità minoritarie, la comunità friulana, la comunità di lingua tedesca e la comunità slovena. E parliamo dunque di 4 lingue, 4 culture, 4 modi di percepire il mondo che coesistono in questo spazio minuscolo nel cuore dell'Europa. Ed è proprio per questo che il progetto Minoranze Animate, finanziato con i fondi del bando indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione del ventennale dell'adozione della legge numero 482, mi sembra così appropriato, così giusto, così perfetto. Da un punto di vista simbolico, dà rilievo al fatto che le minoranze riescono a dare a un territorio e alla sua popolazione quella marcia in più solo quando sono riconosciute e apprezzate come un elemento di ricchezza. E da un punto di vista pratico, questi brevi video rappresentano dei materiali didattici da usare nelle scuole e nelle università, ma anche da usare come materiale informativo per il pubblico generale. I video animati dunque rappresentano il primo passo pratico per incrementare quella conoscenza delle minoranze che poi porta allo sviluppo della sensibilità necessaria per apprezzare, valorizzare e in un certo senso anche usare questa ricchezza che abbonda sul nostro territorio. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia per aver riposto nello Story tanta fiducia in questa come anche in altre occasioni. Ma soprattutto volevo anche esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai nostri partner in questo progetto, con i quali è stato veramente un piacere lavorare. La Società Filologica Friulana, grazie a Dio Isaia Ascoli, per la comunità friulana, e il Circolo Culturale Fulgenzio Schneider di Sauris per la comunità di lingua tedesca. Infine ringrazio anche tutti i colleghi allo SLORI, tutti i colleghi alla Società Filologica e al Circolo Culturale che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Grazie dunque a tutti e anch'io sono ansiosa di vedere adesso questi video. Ecco, grazie anche alla nostra Presidente Sara Bresiga, al Presidente dello SLORI. Ecco, io condivido con la nostra Presidente che è stato un piacere lavorare con i nostri partner, per cui passerò adesso la parola a Federico Vicario, che saluto calorosamente. Il saluto che vorrei introdurre dicendo che l'unione fa la forza, questo potrebbe essere in qualche modo il motto della ormai lunga e proficua collaborazione proprio tra lo SLORI e la Società Filologica Friulana nell'ambito specifico della promozione della diversità linguistica e culturale della nostra regione, per cui il progetto Minoranze Animate, né Mira né Mancina, in qualche modo si aggiunge a questa lunga lista di progetti e attività già realizzati assieme, sia di tipo promozionale sia poi anche di ricerca. Ecco, a lei la parola, Presidente. Buonasera a tutti, anche io ho sparto il più cordiale saluto dalla nostra Società Filologica Furlane, in particolare ai 70 gradi a Zaira Vidau, ad Evan Jagodic e a tutti amici da SLORI di Zimparvenus, in tutta parte di queste belle iniziative di promozione e di valorizzazione delle lingue della nostra regione. Ecco, sì, davvero è un'occasione di festa questa, dove troviamo la realizzazione di questo progetto che ci ha visti ancora una volta collaborare, credo, per la valorizzazione di quella che è una delle grandi ricchezze del nostro territorio e direi anche e soprattutto del nostro saperlo vivere insieme, del nostro saperci sentire comunità tutti insieme, condividendo quelli che sono i, diciamo, valori dell'identità e della cultura che tutti ci legano. In maniera particolare quindi ringrazio sia gli amici dello SLORI, come abbiamo sentito è una collaborazione, è una forte collaborazione che dura ormai da anni, una proficua e forte collaborazione che spero ci potrà portare ancora più lontano, cercando di cogliere ulteriori occasioni di appunto condividere parte di questa strada insieme, come anche saluto con grande cordialità i nuovi amici del circolo Fulgenzio Schneider,
che appunto hanno collaborato nella realizzazione di questo programma. Io naturalmente condivido quelli che sono gli auspici piuttosto che le prospettive che sono già state delineate da chi mi ha preceduto. Naturalmente tengo a sottolineare proprio questo quadro che ci vede uniti sotto questo cappello che non è soltanto simbolico ma molto concreto, molto pratico della legge 482, che appunto che è quella normativa nazionale che finalmente diciamo, cioè rileva e promuove quella che è la diversità linguistica del nostro territorio. La Società Filologica Friulana in modo particolare ha collaborato a 2 di queste video animazioni, la prima avente tema quello della pluralità linguistica in Europa e in Italia, quindi di tema più generale, e il secondo quello sulle comunità linguistiche e storiche del Friuli Venezia Giulia. Ecco, quindi io davvero ringrazio nuovamente gli amici dello SLORI che ci hanno associato in questa bella iniziativa. Auguro a tutti buon lavoro, sperando di trovarci presto per ulteriori progetti insieme. Grazie. Grazie Federico Vicario, ovviamente questo buon auspicio anche da parte mia per le nostre future collaborazioni, per nuove idee, nuovi progetti. E mi fa particolarmente piacere invece aver collaborato a questo progetto assieme al Circolo Culturale Saurano, e anche in questo caso spero sia di buon auspicio per una nuova stagione di collaborazione anche con le comunità di lingua tedesca presenti nella nostra regione. Per cui a lei la parola, Presidente del Circolo Culturale Saurano, Renza Candotti. Buonasera, io farò solo un breve ringraziamento in lingua saurana, dopodiché passerò la parola alla Lucia Proto che ha seguito più di me il progetto e quindi sa spiegare un po' di meglio quello che è stato fatto e realizzato. Een goeden Schnaus in allen und een goeden Tag. Er zijn zufrieden sahoban teilgenommen mit dem Projekt, also eben die Möglichkeit in 3 Sprachen Vanese der Region, etwas miteinander zusammenzubringen. Der Wissen Dank im Schlori, also die zugezogen und in der Philologica und in der Region wurde große Gelegenheit, hoffentlich zusammen miteinander arbeiten. Jetzt passo la parola alla Lucia Proto. Certo, saluto anche un caro saluto a Lucia Proto, che è stata invece la nostra, diciamo, con la quale abbiamo collaborato proprio a fianco per tutto questo periodo. I GRISA dir und in Olm. Ecco, la nostra Presidente Renza Candotti ha già espresso la soddisfazione per la nostra associazione per aver preso parte ad un progetto che è in un certo senso forse il primo progetto organico che vede unite le nostre 3 minoranze. È stata per noi un'occasione prima di tutto di conoscenza reciproca e anche un'occasione proprio per sentirci parte di una comunità più ampia che è quella regionale, che come ricordava Sara Bresigar comunque comprende 3 minoranze. Noi facciamo parte della minoranza germanofona e come lingua diciamo principale per questo progetto abbiamo scelto il tedesco standard, anche per essere capiti da una platea molto ampia. Però ci sembrava anche giusto all'interno della nostra minoranza comunque presentare tutta la ricchezza, la pluralità delle comunità che compongono la minoranza germanofona, perché oltre a noi ci sono anche Ploden, Sappada, Tischibong, Timau e la Val Canale, e quindi abbiamo pensato di coinvolgere anche le altre comunità. Quindi all'interno delle videoanimazioni a cui abbiamo partecipato ci saranno delle parole, delle brevi frasi nelle 4 varianti, quindi in der Zara-Sprache, nella lingua saurana, Tischelbongarisch, la variante di Timau, Plodarisch, la variante di Sappada, e Kärtnerisch, quindi il carinziano della Val Canale.
Anche i nostri colleghi germanofoni sono stati comunque molto contenti di partecipare, di essere coinvolti, e sicuramente credo ci sarà l'occasione di continuare a collaborare con voi dello SLORI, con la società filologica e quindi con le altre minoranze regionali. E, tra l'altro anticipo anche, se posso, che questa presentazione poi si svolgerà anche a Sauris durante l'estate o all'inizio dell'autunno, e quindi sarà un'altra occasione anche per rivederci e magari per fare altri progetti. Schöne Gedanken und have a nice repeated, grazie, e a futuri progetti. Ecco, grazie Lucia Proto, grazie anche a Renza Candotti e un caro saluto a Sauris. Ecco, io passerei adesso, abbiamo concluso questa prima parte con i saluti introduttivi, abbiamo conosciuto appunto gli enti che hanno collaborato al progetto, le persone che hanno collaborato al progetto, e adesso vorrei farvi vedere concretamente questi 4 video che appunto sono stati realizzati proprio con la finalità, come abbiamo già sentito, di diffondere, migliorare o comunque consolidare la conoscenza delle lingue, delle culture e delle comunità storiche nel Friuli Venezia Giulia. Diciamo è un prodotto audiovisivo, diciamo, a ampio raggio, nel senso che può essere utilizzato sia come materiale didattico nelle scuole oppure anche nelle università, ma anche può essere utile, diciamo, come materiale promozionale o comunque informativo anche per altri target, come possono essere per esempio i giornalisti, ma anche ultimamente i turisti, come anche abbiamo sentito. Io per esempio a metà luglio farò proprio una presentazione della comunità slovena qui a Trieste a un gruppo di turisti tedeschi che arrivano da Berlino. Mi è stato appunto chiesto di fare questa cosa e farò vedere anche proprio i 2 video in lingua tedesca che abbiamo prodotto sulle minoranze in Europa e le minoranze nella nostra regione, per cui come vedete è un qualcosa che può essere applicato in maniera praticamente immediata e diciamo molto facile e molto appunto in qualche modo aperta, come si diceva, a vari target. Allora, questi video sono tutti e 4 molto brevi, durano circa 4 minuti ciascuno e affrontano appunto i temi legati alle comunità di minoranza e alle comunità nazionali linguistiche, che sono temi comunque complessi, ma abbiamo cercato di presentarli in maniera originale, anche semplice, disinvolta e divertente. Ecco, io qui vorrei anche poi ringraziare, ovvero menzionare i collaboratori, ovvero gli altri autori di questi brevi video, che sono Devan Jagodis, il direttore dello SLORI, poi Cristina Di Gleria, che anche saluto, che è oggi con noi online, della Società Filologica Friulana, Lucia Proto, ancora una volta, come che abbiamo già sentito, del Circolo Culturale Saurano, e poi anche Stefan Ciok della Biblioteca Nazionale e degli Studi Slovena. E invece vorrei poi anche ringraziare Nika Troja, che invece è stata la nostra collaboratrice, diciamo, esterna, chiamiamola così, che si è invece preoccupata dell'ideazione, della realizzazione tecnica delle animazioni, e anche a lei, insomma, i nostri complimenti per il lavoro svolto. Ecco, allora adesso passeremo a vedere il primo video che tratta delle caratteristiche dei diritti e della diffusione delle minoranze nazionali in Europa. E oltre ad offrire vari esempi riguardanti la realtà delle minoranze nazionali in Europa e in Italia, riassume anche poi i loro diritti fondamentali. Solitamente, diciamo, il tema delle minoranze nazionali in Europa fa appunto da introduzione a qualsiasi incontro formativo che viene fatto, comunque anche informativo promozionale sul tema delle comunità linguistiche, delle comunità nazionali, e ci permette in qualche modo di allineare la situazione culturalmente, linguisticamente diversificata, caratteristica della nostra regione con altre realtà, altre regioni in Europa, anche di confine oppure anche non di confine, che presentano però delle situazioni sociopolitiche simili alla nostra, dunque con presenza di minoranze storiche con propri diritti legati all'uso pubblico della lingua tutelata, ovvero alla partecipazione sociale e politica.
Ecco, adesso farò la condivisione dello schermo e vi farò anche vedere come appunto concretamente dove si trovano questi video, cioè come accedere a questi video. Solo un secondo, eccoci. Allora, ecco, dunque qui spero riusciate a vedere tutti, ho fatto la condivisione appunto dello schermo, abbiamo la pagina web del nostro istituto, dello SLORI, dunque www.slori.org. Qui siamo sulla parte, diciamo, in lingua italiana della pagina web e proprio sulla pagina iniziale abbiamo messo in evidenza appunto i video, per cui noi possiamo entrare direttamente da qui. Troviamo praticamente una breve presentazione delle attività progettuali, dei partner, degli autori, dunque tutte le cose che appunto adesso abbiamo, di cui adesso abbiamo parlato. E poi qui sotto, come vedete, abbiamo la possibilità di accedere direttamente sul canale YouTube sul quale appunto sono stati caricati questi video. Ecco, adesso guarderemo il primo video, dunque come si diceva, sulle minoranze nazionali in Europa, caratteristiche, diritti e diffusione.
Ecco, dunque questo è stato il primo video, dunque come avete visto una panoramica, grazie per l'applauso Federico, con una panoramica appunto europea su che cosa sono le minoranze nazionali linguistiche e poi una panoramica appunto per l'Italia e poi questa serie appunto di diritti fondamentali. Allora, poi passiamo al secondo video. Che invece illustra le caratteristiche sociali, culturali e linguistiche delle 3 minoranze friulana, tedesca e slovena presenti nella nostra regione, Friuli Venezia Giulia, e si sofferma in particolare sulle leggi di tutela attualmente in vigore sia a livello regionale sia a livello nazionale. Si tratta in questo caso di un video che in 4 minuti offre una panoramica, chiamiamola essenziale, sulle comunità portatrici di varie identità e lingue nella nostra regione. Ecco, andiamo a vedere anche questo.
Ecco, e questo è stato anche appunto il secondo video, dunque una panoramica sulle minoranze ovvero comunità linguistiche nella regione Friuli Venezia Giulia. Come potete vedere, questi due video sono disponibili in 5 lingue, dunque possiamo vederlo in lingua slovena, italiana, lingua tedesca, friulana e inglese. Per cui, come dicevo prima, anche diciamo questa diciamo, decisione che abbiamo preso di rendere disponibile il video diciamo, in questo ampio raggio di lingue ci offre poi ancora più possibilità di poterlo utilizzare appunto per target, ovvero per un pubblico diversificato. Allora, adesso passiamo ancora al terzo e quarto video che invece affrontano i temi attinenti alla vita pubblica degli sloveni in Italia, in particolare sono disponibili in questo caso in 3 lingue, in lingua slovena, italiana e inglese. Adesso andremo a vedere questo terzo video che si concentra in particolare sulla zona di insediamento e sullo sviluppo storico della comunità slovena, con accento particolare sul periodo che va dal XIX secolo ai giorni nostri. Qui abbiamo ovviamente dato particolare rilevanza proprio alla mobilità del confine che in qualche modo ha portato alla conformazione odierna della comunità slovena che vive appunto in Friuli Venezia Giulia.
Adesso passiamo ancora al quarto e ultimo video, sempre appunto legato alla comunità slovena che vive in regione Friuli Venezia Giulia e che illustra in questo caso le molteplici attività svolte proprio dagli sloveni in Italia e la vasta rete di organizzazioni e associazioni operanti in ambito economico, mediatico, culturale, sportivo e religioso. Si tratta di un insieme di organizzazioni e di persone molto ampio, molto attivo e molto dinamico che abbiamo cercato appunto di presentare in maniera sintetica in pochi minuti.
Ecco, questo era appunto il quarto e ultimo video. Allora, qui vorrei solo aggiungere che appunto, come abbiamo visto, i video sono stati tradotti, no, in varie lingue, dunque delle 3 lingue, diciamo, che hanno lo status di lingue delle comunità di minoranza nella nostra regione, dunque sloveno, tedesco e friulano, e in più ovviamente in lingua italiana e in lingua inglese. Appunto le traduzioni in lingua friulana sono state curate dalla Società Filologica Friulana, mentre per la lingua tedesca dal Circolo Culturale di Sauris. Io invece mi sono occupata delle versioni in lingua slovena, italiana e inglese, con l'aiuto poi anche per la revisione linguistica di Andrea Kalz per la lingua slovena, che è nostra collaboratrice dello Slori, che anche saluto, che oggi è online con noi, Laura Mighetti per la revisione linguistica in lingua italiana e Caroline Close per la revisione linguistica per la lingua inglese. Ecco, siamo arrivati alla conclusione della presentazione di oggi. Io volevo solo ancora appunto dirvi che queste animazioni che sono state presentate oggi sono state anche già utilizzate durante 2 incontri informativi online che abbiamo fatto con gli studenti dei licei con lingua di insegnamento slovena di Gorizia. Il primo a febbraio è stato promosso dal professor Livio Semolic in occasione del 20ennale dell'adozione della legge 38 del 2001, che è la legge di tutela della comunità slovena. E il secondo incontro, che invece si è svolto a marzo, è stato promosso dalla professoressa Sara Semez, e il tema invece verteva sugli effetti della pandemia sulle minoranze nazionali e linguistiche. E dunque ringrazio anche questi 2 docenti, insomma, per la preziosa collaborazione. Ecco, e comunque nostra intenzione, come avete già sentito, organizzare altri incontri, altre presentazioni, come si diceva prima con Lucia, anche a Sauris per esempio, presenteremo i video anche a gruppi turistici, e comunque nostra intenzione poi anche con Settembre utilizzare appunto questo materiale anche in collaborazione con i docenti. Anzi, ringrazio anche i docenti che si sono collegati oggi con noi, sia quelli presenti a livello regionale che extraregionale, da Roma addirittura, ne abbiamo uno anche. E dunque, niente, io con questo concluderei, vi auguro una buona serata, vi ringrazio per essere stati con noi. Hvala lepa vsem in nasvidenje.